cambiamo, come dire, mentalmente il rapporto con il nostro sito produttivo e pensiamo un poco anche ai nostri bisogni e pensiamo a noi come persone, come uomini e donne, come famiglia, come ai nostri problemi. Ci facciamo troppo fagocitare e la gente è sottile in questo, sta cercando di sottrarre questo mondo al controllo, alla rappresentanza del sindacato attraverso un'opera di omogeneizzazione, sistematizzazione che noi dobbiamo respingere a tutti i costi. Certo, poi come sindacato avremo dei limiti, avremo delle cose ancora da fare per cercare di dare ruolo, dignità e salario anche in rapporto a quelle che sono le funzioni, le competenze e le responsabilità che la gente ci affida quotidianamente. E avevamo cercato di affrontare questo tema partendo, mi pare che proprio Cataldo che richiamava nel suo intervento introduttivo, quando abbiamo denominato quell'avvertenza forte delle deleghe al territorio. Che senso aveva per la CISL l'avvertenza delle deleghe al territorio? Era quello di creare un'organizzazione che facesse del decentramento e quindi dell'affidamento alla periferia, al territorio, tanto magari anche più ruolo al management locale e potesse così riconoscere all'interno di questa nuova organizzazione le specificità, le competenze, le professionalità che tutti voi esercitate in sinergia forte con la produzione e diventate poi gli artefici principali di quei risultati che altri poi magari beneficiano in termini economici. Questa è l'essenza del nostro ragionamento. Io intanto vi dico questo: non lasciatevi adulare dalla idolatria del potere, cioè state sempre di più vicino al sindacato, partecipate di più alla vita, criticateci, stimolateci, dateci anche delle popolate se è il caso, ma aiutateci sinergicamente ad essere insieme un sindacato ancora più forte per rappresentare meglio quelle che sono le specificità del vostro settore, della vostra categoria. Perché badate, quando a volte ho sentito fare ragionamenti in qualche assemblea, quasi come se già ci consideriamo divisi da uno steccato. La rete e la produzione e i servizi tradizionali, il recapito e la sportelleria, quasi facciamo fatica a stare insieme, quasi stiamo diventando l'uno contro l'altro armato, facciamo competizione tra di noi. Io dico una cosa: noi abbiamo una grande scommessa ancora da vincere come azienda Poste Italiane, e se non ci sarà la capacità di governance di un sindacato forte come quello che abbiamo la fortuna tutti quanti di avere, che finora ci ha consentito, ma Sbarra quando parlava oggi di una crisi sistemica del mondo del lavoro, frutto anche di una crisi economica mondiale, parlava di tutte le situazioni di dismissione che c'è all'interno delle aziende ex di public utility. Guardate che noi siamo l'ultima di quella classifica, siamo rimasti solo noi. E non ci manca la demarcazione per essere ancora in piedi e fare la coda ed accodarci a quell'altro. Prima di noi l'Italia ha fatto questa fine. Il passo è breve, guardate. Quindi se noi non rafforziamo insieme l'asset produttivo dell'azienda nostra, oggi la differenza, perché la nostra azienda non ha fatto quella fine, è stata la forte sinergia di questi due settori insieme che hanno unito nella multicanalità il servizio finanziario con quello tradizionale, hanno fatto la differenza, è stato il valore aggiunto che ci ha consentito ancora di essere vivi, di essere sul mercato con tutti i problemi che abbiamo. E la scommessa la dobbiamo vincere.